potrebbe anche guadagnare la terza posizione, a mio avviso non è lontanissima e siamo a metà gara, quindi forse lei è più adatta per le gare brevi, la vedo bene nei campestri, ma forse sbaglio io. Nel 91 è staccato. Molte vittorie anche per Fausto Molinari, che ha vinto la prima volta nell'89, poi nel 91, nel 95. E due vittorie importanti sono state le prime due edizioni della mezza maratona per Orazio Masiero, ancora in attività e si difende ancora alla grande, soprattutto nella sua categoria. Record è di Mario Gelli con 1,4,57, record maschile, record femminile Laura Fogli 1,16,50, sono due record come Chiesi. Curioso questa combinazione, il trio Salcus 761, 760 e 901. Chieregatto Daniele, Riccardo Garbo e Jimmy Visentin. Siamo a 12 km di corsa, vediamo un po' il tempo, ce l'hai Mosè a portata di mano? 50 e 30, tempo totale? Al 12° chilometro siamo 1 minuto e 15 sopra la tabella dei 3,15 km, Mosè, quindi siamo 1 minuto e 15 sopra i 3,15 ipotetici, quindi vediamo un po' 12 km, siamo sopra i 3,20, 3,22 circa al chilometro, se così a mente fredda non magari sbaglio qualcosa. Loreno Marangoni. Eccolo ancora qua il fotografo, lo posterizziamo sull'asfalto? Vallese, non mi viene il cognome, Gian Antonio, papà di Filippo e Ludovica. E stiamo arrivando su Manuela Cremonini, Vittoria Sant'Agata. L'abbiamo vista spessissimo gareggiare in Provincia di Ferrara, ha vinto fra l'altro la Spring Run, gara agonistica svolta all'interno della base militare aeronautica Ferrara. Nel suo gruppo c'è anche Filippo Bombonati con il pettorale 900, io non riesco neanche più a leggerlo. 952. 952, grazie. Non so se è quel metro in più che tu sei vicino, invece sono i 10 gradi in meno che ho io. Presumibile più la seconda. Giuseppe Dell'Era della Salcus, che sta per essere ripreso ora. Tempo non eccellente, ma c'è da aspettarselo, il vincitore sa di poterlo fare senza sforzarsi troppo e sta trascinandosi dietro, sto parlando di Massimo Tocchio, sta trascinandosi dietro Michele Bedin e Alberto Felloni. E stiamo arrivando su Romina Fiorini. Romina Fiorini, pettorale 764, seconda, come seconda fu l'anno scorso. Assindustria Rovigo. E questo invece è Michela Zorzanello, che è fuori gara perché ha fatto i 7 km, credo sia arrivata terza l'anno scorso, andiamo a vedere. Quarta l'anno scorso, terza fu l'intramontabile Marina Gorra, stranamente assente oggi. Marina negli ultimi anni è sempre stata a questa gara, probabilmente qualche impedimento, ovviamente impedito è un gioco di parole non bellissimo, ma qualche impedimento le ha proibito di venire qui quest'oggi. Marina Gorra ha vinto 2 edizioni nel 2006 e nel 2005, nonché nel 2001, ed ha avuto un sacco di piazzamenti, i secondi e terzi posti. Gruppetto, si riconoscono stabellini in questo gruppo: Marzocchi, Gargioni 940 il suo pettorale, siamo sul 967 iscritto questa mattina, e sul 900
167 è Fabris Mario, e invece 900 è Roberto Verlick. Abbiamo i due retro running qua che ci stavo allenando. Ed eccoli qua i nostri due campioni di retro running che hanno portato a casa una sportata di medaglie, un vagone dai campionati mondiali quest'anno, e sono Massimo Gozzo e la moglie Rita Roberti, che ormai vediamo solamente sull'argine. Attento Mosè, ricordati di noi. Settimo Contatti. La signora Preso il largo, siamo intorno al 17esimo. A quanto stiamo? 17. Al 17esimo chilometro Massimo. Samuele ha dato il 5 Tokyo. Massimo Tocchio ha preso il largo, e dietro Michele Bedin e Alberto Felloni. Telefoniamo a Mario. Ed è sempre lui, e per la sesta volta andrà a mettere il sigillo con il suo nome sull'albo d'oro della manifestazione, Massimo Tocchio. Allora al 17esimo chilometro Massimo Tocchio ha preso il largo, e dietro Michele Bedin e Alberto Felloni ancora insieme. Quanto distacco? Sui 200 metri. Ok, le donne erano ancora messe uguali, allora prima Ricotta e poi Fiorini e Cremonini. Ok, ci sentiamo verso l'arrivo, l'ultimo chilometro. Ma se oggi sei un po' più rilassato dell'anno scorso, abbiamo dovuto pagare per non far venire i barumi. l'anno scorso è stato un brutto anno per Mastro, tra virgolette, nel senso che chi è abituato a vincere purtroppo dà fastidio, anche se Massimo è un atleta assolutamente molto sportivo. Per 2 volte di fila ha dovuto cedere Massimo proprio a Tofik El Barrumi, infatti anche nella tramezza maratona del Cardinelli, se non sbaglio, è stato lo stesso ordine d'arrivo, e sempre per pochi secondi. E alla sua portata era lì, ma qualcosa mi ha impedito di riuscire a rimanere fino in fondo con Tofik El Barrumi, che non c'è quest'oggi. E quest'oggi quindi parliamo di Massimo Tocchio, che è l'atleta più forte. Abbiamo a Ferrara, lui viene da Mirabello, naturalmente spesso gareggia in gare regionali, anche non solamente regionali, e si fa sempre valere, come detto porta alto il nome di Ferrara in giro. Attenzione Franco, facciamo passare? Vuoi passare Franco? Vai Massimo, no vai pure. Aspettiamo un attimo. Massimo, ti lasciamo andare un attimo, stiamo finché riusciamo, visto che non sono ancora poi così lontani. 18esimo chilometro, eccoci qua. 18, quant'è il tempo Mosè? C'è il telefono? Bedin ha staccato Felloni. 1 ora e 02 minuti. 1:02 al 18esimo chilometro, e siamo 1:02, 1 ora e 2 minuti. Sì. Siamo molto indietro rispetto alla tabella dei 3:15, siamo quindi intorno ai 3:25 sicuramente. E Michele Bedin 848 ha staccato lievemente Alberto Felloni, ma è ancora lunga, abbiamo ancora 3 chilometri scarsi. 848, eccolo qua, Michele Bedin, atleta veneto. Dici il flash lo stesso, no? Anche in P? Di sicuro hai messo in P? Sì, sì. Strano però. Se comunque rimette in automatico, da P ad automatico. Se mi fa ancora flash. Vabbè, comunque va bene lo stesso, non è un problema. Sì, sì. Cosa potrà schiarire?